Benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Strage sulle strade siciliane, a Catania, morta all'alba su un motorino in viale Marco Polo una giovane di 29 anni. La procura apre un'inchiesta, altre 4 le vittime di incidenti solo nell'ultimo weekend. Droga a Gela, arrestati in 15 con i droni, facevano arrivare in carcere stupefacenti e telefonini agli amici detenuti, un andazzo incredibilmente diffuso nei penitenziari italiani. A Siracusa in manette 2 corrieri che trasportavano la droga in taxi. Nuovi disordini nel carcere di Siracusa, 20 detenuti si sono impossessati ieri sera di un blocco dell'istituto di pena, intervenuti gli agenti in tenuta antisommossa. Nel penitenziario ci sono 700 reclusi invece di 450 e mancano 70 agenti. Centro cardiochirurgico pediatrico di Taormina, Schifani a Roma per incontrare il ministro Schillaci e ottenere certezze sul futuro della struttura d'eccellenza. Il centro non chiuderà, assicura il sindaco De Luca. Ieri sera anche Fiorello fra i protagonisti dell'evento benefico di raccolta fondi per l'ospedale. Truffa Bisodent, arrivano i primi rimborsi per i pazienti degli studi dentistici chiusi da un giorno all'altro, lasciando centinaia di persone senza cure e pieni di debiti in mezza Sicilia. La procura di Catania ha già aperto un fascicolo. Al nostro TG Samba, il giovane immigrato che a Giardini Naxos ha consegnato al proprietario il portafogli che aveva smarrito con dentro 700 euro. I soldi che non sono tuoi, dice, non si toccano. La Sicilia invita alle mete preferite per le vacanze di settembre, spiagge meno affollate, clima ancora estivo e soprattutto prezzi più convenienti. Calcio, il Catania prepara la partita contro il Sorrento sabato al Massimino. Toscano deve fare i conti con diversi assenti per infortunio. Bentrovati, una notizia dell'ultima ora per aprire il giornale, un ferimento in corso Sicilia, un uomo è stato accoltellato nel centro della città di Catania nel corso di una lite. A scontrarsi sono stati 2 nordafricani intorno a mezzogiorno. La disputa si è poi trasferita in via Paternò, dove uno dei 2 è stato trovato a terra colpito da un fendente. Grazie a cielo la ferita non sarebbe mortale. Parliamo di incidenti stradali. Sulle strade siciliane è ormai strage e anche in particolare sulla circonvallazione di Catania. Questa mattina una 29enne operatrice informatica all'azienda sanitaria di Catania ha perso la vita in un incidente appunto nel tratto di Viale Marco Polo. La procura ha aperto un'inchiesta, i residenti stanchi di queste tragedie alla circonvallazione di Catania chiedono sicurezza. Orazio Longo. Le indagini sono in corso e la procura ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla morte di Silvia Gulisano, 29enne catanese impiegata come operatrice informatica all'ASP di Catania, che ha perso la vita in un incidente avvenuto nelle prime ore della mattina in viale Marco Polo, tratto della circonvallazione di Catania all'altezza del civico 43. La donna è stata ritrovata a terra a poca distanza dal mezzo che guidava, soccorsa dal 118, e morta poco dopo il suo arrivo all'ospedale Cannizzaro per gli esiti di un grave trauma cranico. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e disporrà l'autopsia. Secondo una ricostruzione degli investigatori, ci potrebbe essere stato un altro veicolo coinvolto. Se questo fosse confermato, l'inchiesta virerebbe sull'ipotesi di omicidio stradale e omissione di soccorso. Quello della giovane Silvia Gulisano è solo l'ultimo di una serie di incidenti mortali che ha contato 4 morti nelle strade siciliane in pochi giorni. A Messina, all'ospedale Piemonte, non ce l'ha fatta Letterio Liotta, 84 anni, dopo che il 12 settembre era stato investito da un motociclo mentre era a piedi sul viale Boccetta. Ma sono anche tanti gli incidenti mortali avvenuti lungo la circonvallazione di Catania durante gli anni. Lo scorso maggio, a poca distanza dal luogo dell'incidente, dove ha perso la vita Silvia Gulisano, nel tratto che cambia nome e diventa viale Ulisse, una donna di 56 anni è morta dopo essere stata tamponata col suo scooter da un'auto. L'ennesimo grave episodio, dice la presidente del terzo municipio Maria Spampinato, che chiede nuovamente un tavolo tecnico per migliorare la sicurezza dell'arteria stradale, una delle più importanti e trafficate della città.
Gela ha smantellato un gruppo criminale vicino a Cosa Nostra. Grazie agli affari con la droga manteneva i detenuti in carcere e con i droni faceva arrivare, oltre le sbarre, telefonini e stupefacenti. 15 persone arrestate. Rita Cinardi. Facevano affari con la droga per mantenere i detenuti, ma anche per pagare il manovratore del drone che avrebbe dovuto recapitare la sostanza stupefacente ai telefonini in carcere. Come emerso dalle intercettazioni, 3 o 4 tentativi sarebbero andati a buon fine, tanto che i detenuti riuscivano tranquillamente a comunicare con gli altri componenti del gruppo con i telefoni che tenevano nascosti in cella. In un caso invece gli agenti della polizia penitenziaria sono riusciti ad abbattere il drone e a sequestrare ciò che stava trasportando: 3 telefoni, 100 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina. È l'ennesimo caso in Italia di utilizzo dei droni per raggiungere i detenuti in carcere, ma questa volta, grazie all'intervento dei carabinieri che hanno smantellato un vero e proprio sodalizio criminale vicino al clan Rinzivillo di Gela, sono state arrestate 15 persone accusate a vario titolo di associazione finalizzata alla commissione di una serie di delitti, tra i quali lo spaccio di stupefacenti, il porto abusivo e la detenzione d'armi, con l'aggravante di aver favorito Cosa Nostra. I sodali infatti avrebbero anche avuto contatti con il clan Rinzivillo e la famiglia mafiosa di Campofranco per l'acquisto di pistole e munizioni. Per il trasporto della droga, che proveniva anche dal nord Italia, avrebbero noleggiato auto sempre diverse tramite un'agenzia di noleggio. Le schede telefoniche utilizzate invece venivano intestate ad immigrati e tramite alcune app venivano fatte videochiamate per visionare la tipologia e la quantità di stupefacente, ma anche le istruzioni sulle modifiche da apportare ad una pistola che era stata smontata. E ci auguriamo che dopo l'intervento deciso delle forze di polizia questo andazzo dei telefonini nelle carceri possa definitivamente concludersi. Intanto a Siracusa 2 corrieri trasportavano di notte la droga in taxi. Gli agenti di polizia li hanno riconosciuti e arrestati. Simona Mazzone. Aprendo il portabagagli del taxi, dentro quello che sembra un comune zaino, ecco la sorpresa che si presenta agli occhi dei poliziotti. 5 panetti di cocaina per un peso di oltre 5,5 kg che immessi sul mercato avrebbero fruttato circa 600.000 euro. Siamo a Siracusa in piena notte e gli agenti sull'auto di servizio percorrono Viale Scala Greca, una strada limitrofa alla questura. Riconoscono 2 quarantenni pregiudicati all'interno di un taxi che probabilmente avevano pensato di passare inosservati. Insospettiti, i poliziotti fermano l'auto scoprendo nascosta dentro allo zaino la droga, tutta marchiata Shark con tanto di squalo sulla copertina della confezione. I 2 corrieri ovviamente sono stati arrestati e trasferiti nella casa circondariale di Cavadonna a Siracusa. A proposito di questa casa circondariale, a Siracusa un gruppo di detenuti è andato in rivolta. Per far rientrare l'emergenza sono intervenuti gli agenti in tenuta antisommossa e c'è una situazione preoccupante anche a Brucoli. I particolari con Francesco Aloi. È martedì mattina quando qui a Cavadonna, Siracusa, un gruppo di 15-20 detenuti va in rivolta, decide di impossessarsi di un blocco, poi per fortuna tutto viene sedato, ma serviranno diverse ore. Più passa il tempo, più il clima diventa incandescente. Aggressioni, carenza di poliziotti e perfino rivolte. Per sedare gli animi, qui sono arrivati rinforzi anche da altri istituti, tutti in tenuta antisommossa. E addirittura è dovuto intervenire il comandante e vicecomandante hanno portato avanti una trattativa che è iniziata alle 11 di mattina ed è finita alle ore 18. Lavorare in carcere ormai è molto complicato. Fatti del genere sono all'ordine del giorno. Domenica non dimentichiamo che c'è stata una situazione di crisi, ieri ce n'è stata un'altra. A qualche decina di chilometri da qui, nella casa di reclusione di Brucoli, la situazione non cambia. Un agente è stato colpito a bastonate, per lui 15 giorni di prognosi. Adesso il collega sta all'ospedale di Lentini nel reparto ortopedia per vedere effettivamente se si tratta di frattura o soltanto di un trauma contusivo. Il braccio ce l'ha abbastanza gonfio ed è molto scosso. Un penitenziario, secondo i sindacati, in pessime condizioni strutturali. Soltanto 3 sezioni su 12 hanno le docce in camera e poi il sovraffollamento, arrivato al 180%. Sono 4 docce per ogni 50 detenuti in una sezione, quindi il collega deve aprire e chiudere continuamente per far entrare e uscire i detenuti dalle docce.
Messina, ponte sullo stretto e i lavori europei finanziati con il PNRR, appunto dell'Unione, sono obiettivi degli affari della criminalità. Il procuratore D'Amato lo ha confermato e ha chiesto rinforzi per gli uffici giudiziari. Francesco Triolo. Gli appetiti delle mafie e della criminalità internazionale sugli appalti del PNRR e del ponte sullo stretto. L'argomento è noto, conosciuto anche dalle procure e dal Ministero dell'Interno, e se ne è discusso a margine del convegno organizzato dall'Europarlamento all'Università di Messina. In particolare sul ponte è stato il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato, ad accendere i riflettori. Va detto che questa importante opera, come tutte le importanti opere pubbliche in Italia, soprattutto nel meridione, che dubbio c'è, mi immagino soltanto, volendo andare a ritroso di circa 40 anni alla ricostruzione del dopoterremoto in Campania, gli appetiti della camorra di allora su quell'importante flusso di denaro pubblico che arrivò in Campania per la costruzione di residenze e di infrastrutture. È certo che l'accumulo di ricchezze illecite da parte delle organizzazioni mafiose rientra nella loro vocazione, chiamiamola fra virgolette, naturale, e si tratta peraltro di una vocazione che va a braccetto con l'infiltrazione in genere appalti e subappalti. D'Amato è stato chiaro anche sulle richieste al ministro dell'Interno Piantedosi. Messina, la Sicilia dovranno affrontare con l'avvio della costruzione del ponte un carico importante sia a livello di indagini che di giudizi, e serve quindi potenziare le strutture giudiziarie. Beni confiscati alla mafia. Il presidente della commissione Cracolici, per impedire che tornino in mano alle cosche, potenziare i sistemi di videosorveglianza, versare contributi alle imprese pulite e poi una misura drastica: allontanare i figli dalle famiglie di Cosa Nostra. Marco Gullà. Dai finanziamenti e contributi a fondo perduto in favore di imprese soggette a misure di prevenzione al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nei comuni dell'isola sono le misure su cui la Commissione regionale antimafia si focalizza per il contrasto alla criminalità organizzata e non. Più telecamere per controllare i territori in tutti i comuni della Sicilia, un modo per contrastare la violenza che dilaga in alcune città. Un bando permetterà ai comuni di potenziare il proprio sistema di videosorveglianza per fronteggiare anche il fenomeno mafioso. Questo provvedimento, che consentirà a oltre 100 comuni siciliani di dotarsi di videocamere con finanziamenti regionali, è la prima volta in Italia che lo fa una regione, è un modo concreto per dire che la mafia si contrasta sia sul campo quando si presenta, si manifesta, ma anche attraverso la prevenzione, perché la sicurezza è un sistema che in qualche modo previene attività criminali e secondo noi dà maggiore sicurezza ai cittadini. E poi contrasto alla mafia tramite la confisca dei beni. In questo momento sono oltre 17.000 i beni immobili confiscati a Cosa Nostra. Va male per le imprese soggette a misure di prevenzione, il 98% va in fallimento, e allora la Commissione antimafia lancia un bando per finanziare le aziende cosiddette pulite, ovvero quelle che si sono distaccate da Cosa Nostra. Alcune di queste attività sono recuperabili attraverso l'affidamento agli stessi lavoratori. Ci sono alcuni esempi positivi. Abbiamo, discutendo anche con loro, compreso quali sono alcune difficoltà di rilancio e abbiamo consentito, con una misura di 4 milioni di euro, di consentire l'accesso al credito agevolato, quindi a tasso zero, a queste imprese. Una mafia che secondo Cracolici non è affatto sconfitta e che conta sempre più sull'ereditarietà. Lo Stato deve spezzare anche quei legami familiari che danno caratteristica di continuità alle famiglie mafiose, anche attraverso provvedimenti di allontanamento, soprattutto dei minori, dagli ambienti e dalle famiglie mafiose. Il governatore Schifani oggi a Roma incontra il ministro della Salute Schillaci. Sul tavolo le sorti del centro di chirurgia pediatrica di Taormina. Il sindaco De Luca è certo non chiuderà. Intanto ieri sera tutto esaurito per l'evento benefico di raccolta fondi per l'ospedale CCPM and Friends. C'era anche Fiorello. Simona Mazzone.
È volato a Roma il presidente siciliano Schifani con l'obiettivo di incontrare il ministro della Salute Schillaci sulle sorti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, eccellenza medica per la quale da tempo si battono operatori e famiglie dei piccoli pazienti per scongiurarne la chiusura. È certo che questo reparto in soli 6 mesi ha eseguito il triplo degli interventi del suo gemello al Civico di Palermo, gestito dal San Donato, che dovrebbe sopravvivere a quello taorminese, secondo il decreto Balduzzi. I sindacati hanno persino proposto di trasferire il centro da Taormina al Papardo di Messina, pur di non chiuderlo. Mentre la politica discute, anche la società si muove, come è accaduto al Teatro Greco di Taormina con la seconda edizione del CCM and Friends, evento di beneficenza che ha unito musica, emozioni e solidarietà. Sul palco tanto spettacolo, anche i genitori dei piccoli pazienti e molti artisti che da tempo si spendono per questa causa, da Mario Incudine a Mario Biondi. E poi Fiorello che duetta con Orietta Berti. Alexia, Roberto Lipari, Giuseppe Castiglia e Sal Da Vinci. L'intervento anche del sindaco di Taormina De Luca al termine della serata. Il centro di cardiochirurgia pediatrica non chiuderà, ha detto. Truffa Visodent, arrivano i primi rimborsi per i pazienti degli studi dentistici chiusi da un giorno all'altro in mezza Sicilia. Lorena Dolci. Spariti nel nulla lasciando centinaia di pazienti senza cure e pieni di debiti. Arrivano i primi segnali di speranza nella vertenza degli studi dentistici Visodent. Uno degli istituti di credito, il Sella Personal Credit, si è infatti dichiarato disponibile a chiudere il finanziamento e a rimborsare al cliente le rate già pagate. Lo annuncia il presidente di Federconsumatori Palermo, Giuseppe Lobello. La speranza è che adesso anche altre finanziarie o banche seguano l'esempio. Una scia di debiti e studi abbandonati coperti da scritte ingiuriose lasciate dai pazienti che più volte hanno inscenato proteste. Oltre a Federconsumatori, della truffa si stanno occupando anche altre associazioni come Codacons, che ha attivato lo sportello SOS Visodent. Dietro il marchio c'è un dedalo di società che porta ad un gruppo spagnolo non nuovo a reati di frode e riciclaggio. Sulla vicenda Visodent la procura di Catania ha già aperto un fascicolo. Altri tribunali, tra cui quello di Palermo, stanno attendendo le informative finali delle forze di polizia per aprire un'inchiesta sulla base delle numerose denunce arrivate in questi mesi. Giardini Naxos, al nostro TG Samba, il venditore ambulante senegalese che ha trovato un portafogli con 700 euro e lo ha restituito al proprietario. Lorena Dolci. Che cosa avreste fatto voi trovando a terra un portafoglio pieno di soldi? A volte è proprio difficile resistere alle tentazioni, ma Samba non ci ha pensato 2 volte a restituire un borsellino con ben 700 euro. Questa storia l'abbiamo già raccontata dal punto di vista del legittimo proprietario, ma abbiamo rintracciato l'autore di questo gesto di onestà, un venditore ambulante senegalese che si è presentato con l'oggetto smarrito ad un incredulo elettrauto di Giardini Naxos. Tu sei Salvatore. Sì, mi serve qualcosa. Ho detto no, hai perso qualcosa, poi lui fa così. No, non può succedere, non è quello che penso io. Amore, senti, qua c'è un miracolo, e senti subito, te lo giuro, perché lui non lo credevo, veramente, perché era nel carabiniere per fare le denunce. 31 anni, da 16 in Italia, con regolare visto, avendo raggiunto il padre che già viveva qua, Samba lavora tutta la settimana nei mercatini e fiere della provincia di Catania. Per lui non c'è niente di eccezionale. Io so cosa posso fare, cosa non posso fare. Religione è vietato mangiare i soldi che non sono i tuoi, per questo io non potevo fare questa cosa. Anche i miei genitori, loro hanno educato noi che una cosa che non è tua e tu la devi restituire. Eppure quei 700 euro avrebbero potuto fare comodo a Samba, che, messo da parte il sogno di fare il camionista, spera prima o poi di tornare al suo paese. Può essere che quando ce l'ho anche i soldi che ho messo da parte, forse tornerò al mio paese, faccio altre cose. La Sicilia è in vetta alle mete preferite per le vacanze di settembre. Ragioni? Spiagge meno affollate, clima ancora estivo e soprattutto prezzi più accessibili. Veronica Barbarino.
Mentre le famiglie con figli si preparano alla scuola e chi è riposato ad agosto è pronto a tornare al lavoro, oltre 10 milioni di italiani in queste settimane sono in vacanza. Un flusso in crescita rispetto allo scorso anno, che consagra settembre il mese delle vacanze consapevoli. Secondo un'indagine di Confcommercio, infatti, ad incoraggiare la scelta della bassa stagione, il minor affollamento delle località turistiche e i prezzi più convenienti, oltre a un ricco calendario di eventi e sagre. La Sicilia si piazza ai primi posti con le alte temperature di questi giorni e il sole che continua a riscaldare città d'arte e spiagge. Ragusa si conferma tra le mete preferite. Noi registriamo un aumento di circa il 10% rispetto allo scorso anno, con una presenza di italiani che è in lieve aumento. Nel nostro caso la gran parte dei viaggiatori non provengono dal mercato italiano, sono per lo più turisti provenienti da Stati Uniti, Francia e Germania. Questi sono i nostri principali mercati. Ciononostante stiamo notando un aumento considerevole di presenze anche di italiani durante questo periodo. Questo non fa che confermare che la Sicilia può sfruttare questo mese per trasformarlo in una vera e propria seconda estate, quindi che può perdurare anche nel mese di ottobre e perché no anche nella prima parte di novembre. È la fotografia di un'Italia a cui piace viaggiare anche fuori dall'alta stagione e che rende sempre più concreta la destagionalizzazione del turismo, la vera sfida del settore. A proposito di turismo, dopo anni di abbandono, il castello di Poggio Diana a Ribera torna a vivere. La fortezza normanna diventa un polo culturale e turistico fra storia e futuro. Davide Sardo. Il castello di Poggio Diana torna a splendere. Dopo secoli di storia e anni di abbandono, l'antica fortezza normanna di Ribera nell'Agrigentino è pronta a diventare un polo culturale e turistico d'eccellenza nel cuore dei sicani. Il posto è un luogo straordinario, meraviglioso, in un contesto che vede tutta la vallata del Verdura fino ad arrivare al mar Mediterraneo da un lato e dall'altro lato uno strapiombo sulla gola del Lupo, un geosito dove ci sono della vegetazione straordinaria, ricca di tantissime piante che solo questo territorio ha. Un luogo che oggi, illuminato e messo in sicurezza, sarà inserito nella rete museale del distretto rurale di qualità dei Sicani. Le prospettive sono le più rosee possibili. Oggi presentiamo l'apertura di questo sito meraviglioso che si trova in un paesaggio senza uguali, cioè acqua, agrumi, ulivi, in un territorio in cui il parco gestisce anche una necropoli. Il castello di Poggio Diana diventa così simbolo di rinascita culturale e punto di riferimento per cittadini e turisti. La redazione di Telecolor e Antena Sicilia, insieme con il comparto tecnico delle reti PubPlus e siciliaweb.it, partecipa al dolore per la perdita del collega Gaetano Iudica, al dolore del collega Gaetano Iudica per la perdita del padre Giorgio. I funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata a Ficarazzi. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Catania che prepara la gara con il Sorrento facendo i conti con l'infermeria. State con noi, vi aspetto. Calcio, occhio all'infermeria in casa Catania. Toscano deve fare i conti con diversi assenti per infortunio. L'ultimo è il difensore Martic contro il Sorrento, però torna a disposizione Quaini dopo la squalifica. Francesco Triolo. Mettersi alle spalle, subito i 4 schiaffoni di Cosenza, rialzarsi, riacquistare fiducia. Il Catania prepara la partita contro il Sorrento di sabato pomeriggio con il coltello tra i denti, con l'atteggiamento della cacciatrice ferita, ma pronta a conquistare la preda finale. Toscano deve dimostrare insieme alla squadra che la sconfitta di domenica non è stato un campanello d'allarme, ma solo un passo falso. Per farlo deve vincere e convincere anche nella situazione di difficoltà che sta vivendo in questo periodo. L'attenzione infatti è tutta rivolta all'infermeria, da dove sono arrivate brutte notizie. Martic, uscito zoppicando dal San Vito Marulla, è stato visitato e il responso non è di quelli felici. Strappo all'adduttore con conseguente indisponibilità di circa 2 mesi per il difensore austriaco. A lui si aggiungono anche le condizioni di Aloi, che a Cosenza è rimasto in panchina dopo le noie fisiche accusate nella seduta di rifinitura prima della sfida. In
più ci sono le indisponibilità di Rolfini e Caturano. L'unica buona notizia è il recupero di Quaini, che dopo aver scontato le 4 giornate di squalifica, souvenir del playoff della passata stagione, adesso è pronto a tornare in campo con grande voglia di rifarsi dopo un lungo stop. Per Toscano, con il rientro anche di Di Tacchio già a Cosenza, la possibilità di avere alternative importanti in mezzo al campo non è roba da poco in questo periodo. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.